Allora, seconda parte del concerto spettacolo, ecco, molto interessante, perché noi saremo con loro davanti alla tomba di Gesù Cristo. Non hai paura? Sì, fa paura, c'è silenzio. Non era mai successo che i guerrieri si mettessero a sorvegliare la tomba. Mettere una guardia per il figlio del falegname? Sì, non ho mai sentito parlare. E se fosse realmente il figlio di Dio e fosse stato giustiziato in vano? Aspetta, non dobbiamo pensarci. Ci è stato dato solo l'ordine di sorvegliare la tomba, così che i suoi discepoli non la rubassero. Cosa c'è lì? Niente. Sembrava che ci fosse qualcuno laggiù. No, è solo il vento. Non spaventare gli altri. Probabilmente no, ma lo sai perché ci hanno messo qua? Di certo so che non ho mai sorvegliato una tomba, anche se ho dato tutta la mia vita all'esercito. Siamo stati pagati bene e penso che ci pagheranno ancora di più. Quindi a me non importa e non cambia niente se ci mettono a sorvegliare una tomba. Dicono che risorgerà. Cosa stai dicendo? Cosa succederà? Amico mio, hai visto la paura nei loro occhi? Quando ci hanno assunti e ci hanno detto di custodire il Cristo. Sì, ho notato il loro nervosismo e il panico che avevano negli occhi. Non è panico, è paura. Io ero lì quando è stato giustiziato. Quando gli sputarono addosso e lo picchiarono. Ma egli tacque. E alla fine disse che il Signore li avrebbe perdonati. Il sangue scorreva dalla testa fino ai piedi. E tutti... La folla rimase in piedi e aspettò. Solo sua madre si incazzava ai suoi piedi. Ma non abbiamo dovuto aspettare a lungo. La terra tremò in modo allarmante e tutti corsero a casa. Il buio avvolse il Golgota e il velo del tempio si squarciò. Come? Si è rotto? Proprio così, la tenda si strappò in due come un tessuto finissimo. Cosa stai dicendo? Sì, fidati, è così. Durante il mio servizio non ho mai visto e sentito una persona morire in quel modo. Proprio vero quindi che abbiamo ucciso il figlio di Dio. E allora? E allora dovrà veramente risorgere il terzo giorno. Lascia perdere, amico mio. Cosa dovremmo fare adesso io e te? E adesso coraggio. Siamo solo una brigata di guardia. Allora dobbiamo scappare. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Non devi avere paura. Guarda, cosa c'è lì? Lo senti questo rumore? Asciugati il sudore. È già l'altro. Guarda la pietra. Oh cielo, la pietra è rotolata via. Tieni la lancia. Tieni la lancia e avanza. E c'ho paura. Dov'è Cristo? Allora abbiamo davvero crocifisso il figlio di Dio. Corri, corriamo veloci, dopo tutto siamo solo dei testimoni. Porto l'incenso, ho preparato dei reggenti. Ho tanta fretta, speriamo di non cadere. Ancora buio, tra poco l'alba. E la città rimane indietro. Sono da sola, meno male che il sentiero è illuminato dalla luna. Non ho paura, credo in Dio e prego. Bene, eccomi arrivata alla tomba. Ma che succede? La tomba è aperta. E dove sono finite le guardie? Cosa dovrei fare? Cosa dovrei dire? Presto, vado, corro dai discepoli, magari loro mi succederanno qualcosa. Ma lui non c'è, hanno rubato il Signore, dove giace il suo corpo? Cosa dovrei fare? Come è successo?
figlio, presto! Il sole sta sorgendo in cielo e il cielo è diventato più visibile. Sì, ci ha detto la verità. Allora è sulla foglia della croce. Andiamo a raccontare agli altri della religione di Cristo. Ma qua non c'è nessuno. C'è soltanto te abbandonato sul Giacinto. La pietra è rotta la vetta via e la tomba è aperta. Andiamo prendendo l'altra strada. È un po' più pericolosa, ma più veloce. Attento dove metti i piedi. Oh, le giudita stanno già sanguinando. Ma dove vai? Lei è rimasta indietro. Andiamo, non l'aspetteremo, probabilmente è stanca. Ma loro non ci sono più. Sono scappati via. Non siamo riusciti a scoprire nulla da loro. Guardate quanta luce, il buio è scomparso. Sì, questi sono i messaggeri di Dio, che sono scesi al cielo per noi. Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù crocifisso, non è qui, è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato, e ora mi precede in Galilea. Ecco, io ve l'ho detto. Me ne sono ricordata, ce l'ha detto più di una volta, è tutto vero. Cristo è risorto. Dobbiamo raccontarlo agli altri. Quindi preghiamoci, torniamo insieme in città. Andiamo. No, corriamo. Dobbiamo annunciare questa bella notizia. La sera di quello stesso primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte della casa dove si trovavano i suoi discepoli, per timore dei giudei, Gesù viene e fermò in mezzo e dice a loro: pace a voi.
Hristos a inviat.
Insieme sceglieremo la pace.
Cristo risorto veramente, alleluia. Gesù vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita. Morte che bella tua vittoria, paura non mi puoi far più.
cantiamo poi per questo questi canti, sì, bello, sì, vediamo cantare con Angeli, sì, canteremo ragazzi, bene. Sta scappando.